In settori in perenne divenire come l'economia e il commercio, l'esportazione è anche l'arte del sapersi rinnovare in un panorama complesso, promosso dalle Camere di Commercio Venete, Sidex e il progetto di accompagnamento all'estero delle imprese per l'apertura di nuovi mercati. Risponde alle esigenze rappresentate dalle imprese che ci chiedono come affrontare il dopo Covid nei mercati stranieri, quali mercati affrontare, come affrontarli, ed è questa la risposta che stiamo cercando di dare. Il percorso si sta sviluppando in 7 tappe con incontri in tutti i capoluoghi di provincia della regione, ognuno dedicato ad un paese diverso, da Singapore all'Iran, dagli Stati Uniti alla Germania. In Veneto la ripresa di questi mesi è dovuta anche e soprattutto al rilancio dell'export, ma si può fare anche di più. Più o meno 27-28 mila imprese hanno avuto sporadici rapporti con l'estero. Ecco, alla domanda quindi possiamo fare ancora qualcosa? Assolutamente sì. Noi siamo su oltre 60 miliardi di euro di fatturato, ma se a questo fatturato aggiungessimo queste 27 mila imprese potenziali, direi che abbiamo ancora ampi margini di crescita. Anche chi è radicato in un mercato estero non deve mai darlo per scontato. L'attività di consolidamento rimane basilare e bisogna darsi dei precisi obiettivi di medio e lungo termine. Un errore che mi viene in mente è fare un passo alla volta senza avere il disegno finale. Un altro errore è usare la cultura nostra italiana, la cultura mentale, di tradizione, ma anche di business, e credere che anche in altri paesi sia la stessa cosa. Nella tappa veneziana si è parlato di Russia, un paese che pur in un quadro pandemico preoccupante offre buone prospettive dal punto di vista economico e commerciale e in cui il Veneto può dire la sua in diversi settori merceologici. Certamente la meccanica rappresenta il primo settore di punta nel quale si possono raccogliere delle prospettive di grande interesse. Quindi il sistema casa, il sistema moda, l'agroalimentare, la chimica farmaceutica e l'automotive